sono Diego Bottacin, consigliere regionale del Veneto. Vi saluto e vi ringrazio tutti. Ho il compito adesso di moderare un po' i lavori di questa mattina, compito che non mi è facile perché partiamo con un'ora di ritardo, Giuseppe, per cui chiedo a Giuseppe Bortolussi, direttore della CGA di Mestre e insomma, personaggio noto in tutta Italia per gli studi, i lavori che sta facendo proprio sul tema dell'impresa, di portarci il proprio contributo, di svolgere la sua relazione, l'Italia dei produttori tra tasse, burocrazia e mancato federalismo fiscale, e ti chiedo il miracolo di farlo riducendo un po' i tempi, rimanendo nei 20 minuti. L'importante è quando si arriva a 20 tu tagli, Okay. perché difficilmente io mi fermerò. Allora, grazie. Ecco, scusami, volevo salutare Lorenzo Dell'Ai, che è stato annunciato da Alessio, ma poco fa è entrato in sala. Vorrei che gli facessimo un applauso. Grazie Lorenzo. Però non bariamo sul tempo. No, allora, visto che ho poco tempo, 2 concetti solo. Il primo, tutti siamo convinti che stiamo andando nella direzione giusta. Non è detto e non è assolutamente così. Perché? Perché vedete, una parte è stata fatta, ma l'altra rimane da fare. I mercati, dice qualcuno, sono schizofrenici. Ti chiedono da un lato di essere rigoroso, cioè rigore, dall'altro però ti dicono di crescere, perché se non cresci, è chiaro, numeratore e denominatore, non è tanto contenere il numeratore, il problema è che cresca il denominatore, cioè il PIL, perché altrimenti, come dice il Fondo Monetario Internazionale di questi giorni, forse non avrà ragione, non ha quasi mai ragione il Fondo Monetario Internazionale, però dice che non raggiungeremo il pareggio di bilancio nel 2013. Lui parla di 2017, io mi accontenterei del 2015, almeno che non succeda un miracolo e si cominci a crescere. Però vedete, se le cose stanno così, c'è qualcosa di sbagliato nella politica economica di questo governo, perché è un governo che assieme alla manovra precedente era di 145 miliardi quella di Berlusconi e Tremonti e di un'altra sessantina quella di Monti, perché molto spesso si parla ad anno, ma in totale è di 205 miliardi. Spalmati in 3 anni, in realtà sarebbero 4, ma il 2011 è poca cosa, sono quasi 70 miliardi all'anno. Ricordo che quella di Amato, tanto nominata, quella lacrime e sangue, era di 45 miliardi, 90.000 miliardi di lire. E quindi sono manovre molto dure, più del 70% sono tasse, e quell'altro meno del 30% è fatto di tagli, ma non sono i tagli alla spesa improduttiva, non sono i tagli agli sprechi, sono tagli che incidono sul bilancio delle famiglie e delle persone, per cui alla fin fine sono anche queste tasse. Allora vedete, il problema è, rispetto a questa schizofrenia, cosa fare? Monti ha scelto una cosa, è stato chiamato per quello, ha in mente quello, è di una scuola economica che fa quello, cioè una cosa. Per raggiungere la crescita bisogna aspettare che passi il tempo, non occorre intervenire perché altrimenti si fa peggio, mi spiego? E basta aspettare. E questa è la scuola. Rigore, rigore, rigore e non crescita. Difatti lo vediamo. Lo vedete, basta che voi stiate un po' attenti, nel DEF, nel documento economico finanziario di economia e finanza, cioè si parla di abbassamento del PIL quest'anno e si dice andrà meglio nel prossimo. In realtà quasi tutti gli organismi internazionali parlano di 2012-2013 in calo. Rigore, rigore, rigore. Giusto, in un paese che non ce l'ha mai avuto. Ma se tu vuoi la crescita devi fare qualcos'altro. Quello che dice un'altra scuola,
Questa scuola dice che si può investire anche in deficit, il che significa che se tu stai curando l'ammalato non puoi operare senza dargli un po' di ossigeno, perché altrimenti l'ammalato ti muore. E allora, come dice quel detto, l'operazione è riuscita e l'ammalato è morto, se non si dà un po' di ossigeno. E quello che manca in Italia è proprio l'ossigeno. L'Italia non cresce perché si sta tagliando solo e non si dà nulla per crescere. Allora, può farlo l'Italia che è così indebitata? Sì, poteva farlo, tanto è vero che organismi internazionali dicono che il debito arriverà al 123,5, 123,7. Allora tanto valeva investire quei 2-3 punti di PIL, mi spiego, aumentare sì il debito, ma per la crescita, non solo perché il PIL cala, perché il PIL cresce, forse si poteva anche parare questo colpo da 123 del debito. Allora vedete, i soldi ci possono essere anche in deficit. Keynes, il più grande economista del 1900, diceva due cose molto importanti, che bisogna far presto, e invece pare che la crescita noi ce l'avremo fra 2, 3, 4 anni, e invece lui diceva una cosa molto bella, la più citata, che nel lungo periodo saremo tutti morti e quindi bisogna sbrigarsi a farlo. L'altra cosa diceva che non occorrono fior di economisti e di cervelli per fare una cosa che è quella che stanno facendo in Italia, che stiamo facendo in Italia. Attenzione, col plauso e la criticità che c'è tipica, quella stessa che ci ha fatto entrare in Europa criticamente, senza rifletterci, quella stessa con la quale applaudiamo a Monti senza essere critici, lasciando agli altri la critica. Che se occorrono fior di economisti per fare questo, cioè che dopo la tempesta arriverà la bonaccia. Allora non occorrono economisti, non occorrono grandi cervelli, non occorrono neanche grandi teorie, se bisogna aspettare che passi la tempesta e basta. Detto questo, l'unica cosa che rimane in un paese che ha deciso di percorrere quella strada, quella del rigore e non della crescita, e la crescita arriverà quando arriverà la bonaccia, arriverà probabilmente la crescita, l'unica cosa sulla quale sperare è su un altro italiano che non è Mario Monti ma è Mario Draghi. L'unica cosa che potrebbe salvare l'Europa, ma i tedeschi non sono d'accordo, è quella di abbassare il tasso ufficiale di sconto, iniettare liquidità. In parte Draghi l'ha fatto dando quei famosi soldi alle banche, tanto criticati, ma quelli servivano proprio per abbassare lo spread, servivano proprio per rassicurare i mercati, servivano proprio per salvare le banche, perché è una delle manovre economiche che si fanno di solito: o si inietta liquidità, o si fa spesa pubblica, o si danno soldi alle banche, sperando che dopo li riversino sul mercato e sulle aziende, ed è la cosa che dovremmo sollecitare. Ma l'altra è senz'altro che si vinca quella che è la ritrosia dei tedeschi, che hanno paura di inflazione. Inflazione in questi momenti non è il problema più grave, perché ci sia inflazione bisogna che la domanda superi l'offerta. Oggi è il contrario, l'offerta è molto alta ancora, è la domanda che non c'è, quindi abbassando i tassi potrebbe crescere l'economia italiana. È una cosa che forse, se ci mettessimo di buzzo buono, potremmo anche fare. Detto questo, che è il quadro generale, la cornice del discorso, è inutile che noi continuiamo a parlare di sacrifici o di Monti che fa bene secondo un modo di vedere, secondo un tipo di economia politica, che non credo sia quella di Verso Nord, perché è il tipo di politica economica che viene fatta dalla destra, dappertutto. Quando noi parliamo in breve di politiche espansive, parliamo di tassi bassi, parliamo di buona liquidità, parliamo di spesa pubblica, parliamo di questo. Quando parliamo di politiche recessive parliamo di tassi alti, di poca liquidità, di aumentare le tasse e abbassare la spesa pubblica. Quindi quello che sta facendo Monti è una chiarissima politica di destra. Qualcuno dice che è necessaria, ma la storia insegna una cosa molto banale. C'è stata sempre una grande discussione tra le due scuole, quella diciamo di Keynes e quella invece della scuola di Chicago, Milton Friedman. Se occorre intervenire o non occorre intervenire. Keynes dice che occorre intervenire anche in deficit, anche se non hai soldi. Quando arriverà il bel tempo poi
riparerai al buco che hai fatto. Friedman invece continua a dire che non occorre, non è necessario, anzi è sbagliato. Quasi sempre tra il tempo che ci metti a decidere, l'economia fa tempo a ripartire, quindi sbagli la manovra. Ma il problema è questo: quando è successa la crisi del 2008, tutti i paesi, anche i più liberisti, anche quelli più a destra, che cosa hanno fatto? L'unica cosa che hanno fatto questi paesi, guardo gli Stati Uniti d'America, hanno iniettato qualcosa come 750 miliardi di dollari, mi spiego. Prima erano Bush liberista, massimamente liberista, solamente liberista. Quando però c'è stata necessità di salvare il paese, cosa ha fatto? Ha iniettato 750 miliardi di dollari per salvare il paese. La Cina, mi spiego, altro esempio, un anno di PIL per salvare il suo paese. L'Italia è quello che ha investito di meno ed è per questo che siamo quelli anche che, per ragioni storiche, perché non abbiamo risolto i nostri problemi storici, siamo quelli che cresciamo di meno, perché dovevamo risolvere i nostri problemi strutturali una volta entrati nell'euro, non potendo più fare le svalutazioni competitive. Non l'abbiamo fatto, paghiamo il conto. Ma in questa occasione avevamo l'occasione, era ancora il governo Berlusconi, di investire in deficit, di fare qualcosa per crescere. Non è stato fatto, tanto è vero che noi ci troviamo in una situazione più disgraziata degli altri paesi proprio perché non abbiamo fatto quello che anche i più liberisti, i più destrossi hanno fatto. Mi spiego, in tutto il mondo questo, tanto per capirci. Ora, il problema del perché in Italia noi non possiamo fare queste manovre. Vedete, la questione è sempre quella, io sono uno dei fondatori di Verso Nord e quando mi hanno chiesto di aderire l'ho fatto perché pensavo, e penso ancora, che questa sia una forza molto nuova ed innovativa, che guardi alle cose da un punto di vista diverso, che sia in grado di risolvere quelli che sono alcuni problemi storici del nostro Paese, tra i quali quella della grande truffa. La grande truffa è quella del fisco. Spiego? Ed è una cosa molto importante. Vedete, quando si parla di tasse, quasi tutti fanno un errore storico, un errore logico, di parlare solo di evasione. Allora, permettetemi di spiegarvi perché è un problema, ma non è il problema. Di solito, in Italia, ed è una cosa che non sa nessuno, sulla quale nessuno riflette, e quando ci pensa fa subito un cortocircuito logico. In Italia di tasse noi ne paghiamo più di tutti i paesi del mondo, tolta Svezia e Danimarca. È un primo concetto sul quale capirsi. Spiego? Noi ne paghiamo di più. Perché sappiamo che ne paghiamo di più? Basta vedere le classifiche internazionali. Pressione fiscale, imposte, tasse, tributi, più contributi previdenziali, o pressione tributaria, imposte, tasse e tributi, si vede che noi paghiamo, per esempio, anno 2007, perché il dato è stabilizzato, omogeneizzato con quello europeo, dati Eurostat, noi paghiamo circa il 30 sul PIL, parlo di pressione tributaria, imposte, tasse, tributi, senza i contributi previdenziali. La Germania paga il 24, la Francia paga sul 27, quindi 27,5. Nel frattempo, come voi sapete, le nostre tasse sono aumentate. Dal 43,2 sono passate al 45,1 e staranno crescendo ancora. Bene, noi paghiamo più tasse degli altri. Sembra una cosa banale, chissà perché non la capisce mai nessuno. Noi paghiamo più tasse degli altri. Qualcuno subito, a seconda della sua connotazione politica, risponde: ah sì, noi ne paghiamo di più perché abbiamo un debito pubblico molto alto. E beh, l'abbiamo pagato sto debito pubblico? No, è ancora lì. 120%. Li avessimo spesi per pagarlo, si giustificherebbe il fatto di pagare più tasse. Ma siccome non l'abbiamo pagato, 124 era nel 1992 e 124 è adesso, perché anche qui la grande truffa impone anche altre piccole truffe per mantenersi. Perché dico 124 e non 120? Perché ci sono 70 miliardi che lo Stato col patto di stabilità interno non paga alle aziende. Quello è fatto perché non risultino quei 4 punti in più, perché se noi li mettiamo fa 124. Bene, allora i soldi di tasse in più, e noi ne paghiamo più di tutti gli altri,
non sono serviti a pagare il debito pubblico. Qualcuno certamente si ricorda che le privatizzazioni senza liberalizzazioni sono state fatte in Italia per uno scopo, per abbassare il debito pubblico. E quant'è che ha privatizzato l'Italia? Siccome ci sono molte polemiche su questo, ripeto, privatizzazioni senza liberalizzazioni, per cui invece che il monopolio pubblico abbiamo un monopolio privato, neanche un oligopolio, in certi settori è un monopolio privato. Cosa succede? Succede che abbiamo realizzato privatizzazioni per 205 miliardi di euro. Siamo secondi solo all'Inghilterra. Questi servivano a pagare il debito pubblico. Abbiamo venduto gioielli di famiglia, banche, imprese e quei soldi sono volatilizzati. Il debito è ancora al 120. Ma abbiamo un deficit pubblico alto, non è molto più alto la spesa per il deficit pubblico, gli interessi che paghiamo. Un esempietto solo, noi paghiamo il 4,8, 5% sul PIL, il che significa, e non lo commento, che come voi con un reddito netto di 100.000 euro doveste pagarne 5.000 per un vecchio debito di famiglia. Non è quello che vi impedisce, spiego, di ristrutturare la casa, di vivere, di mandare i figli a scuola. Quello che sostiene invece il nostro Paese, noi non facciamo le infrastrutture perché non abbiamo soldi, perché abbiamo un debito pubblico alto sul quale paghiamo interessi alti. 5%. Mi spiego? I servizi, non sto a commentare la situazione dei nostri servizi confrontandola con quella di altri paesi, vi dico solo due cose. La Francia, dove si pagano meno tasse che da noi, e ha un debito pubblico più basso, però la pubblica amministrazione pesa più che da noi per un punto e mezzo di PIL. Se io guardo al quoziente familiare, vi faccio solo un esempio banale perché memorizziate. Una famiglia, 30.000 euro di reddito, padre solo che lavora, moglie a carico, 2 figli a carico, si pagano 348 euro di tasse. In Italia, nella stessa condizione, se sei monoreddito ne paghi 5.000, se sei bireddito 2.800. Anche tra l'ingiustizia tra il mono e il bireddito bisognerebbe stare a discutere. Poi c'è un'altra cosa, ve la dico velocemente. I giovani francesi, come 22 paesi d'Europa, ne sono solo 5 fuori su 27, hanno reddito minimo garantito. Un ragazzo francese prende ogni mese, per il semplice fatto che è giovane e che è francese, 500-600 euro al mese. In Italia, eppure paghiamo molte più tasse. Ma dicono è il debito, è il deficit. Noi invece abbiamo il deficit infrastrutturale, cioè abbiamo venduto i gioielli di famiglia, il debito è ancora là e non abbiamo fatto le strade, gli aeroporti, le cose, ma soprattutto gli asili nido, che fanno parte anche questi del deficit infrastrutturale. Qualcuno però dice non è questione del debito, è questione di evasione, e qua siamo alla parte più bella del discorso. E tutti quanti si riempiono la bocca dell'evasione. Ma il problema è questo. Indipendentemente dall'evasione che c'è, va combattuta, ricordo sempre, sono stato il primo a dirlo, adesso lo ripetono un po' tutti, ma che parlando di imprese, chi può vuole evadere fa concorrenza sleale a chi non può non vuole evadere, quindi è moralmente, è dal punto di vista anche pratico una cosa da combattere. Però attenzione, e qui scatta sempre il cortocircuito logico. Diego le paga, io no. E Diego le paga anche per me. Lo Stato italiano, cioè, riceve tutto quello che deve ricevere, più anche degli altri Stati e degli altri governi. E qui c'è il trucco e la grande truffa, perché da sempre lo Stato italiano invece dice io ne ho pochi, non ho i soldi per le macchine della polizia, non posso fare gli asili nido perché non ho i soldi, non posso fare le strade perché non ho i soldi. E questa è la grande truffa, perché non è vero. Perché basta che voi capiate questo, andate a vedere, in Italia si pagano più tasse che negli altri paesi e questi soldi, mi spiego, non vengono spesi per le cose per cui li spendono gli altri paesi. Cioè noi paghiamo più tasse dei francesi, dei tedeschi, degli inglesi, degli svizzeri, degli spagnoli, degli olandesi, dei belgi. E questo concetto è difficile farlo penetrare, perché tutti, anche persone evolute dal punto di vista intellettuale, alla fine ricadono. Sì, ma se tutti pagassero, non cambia. Ripeto, Diego le paga già per me. E questo vezzo
di chiedere a qualcun altro, ma tu o di farsi condizionare a scagliarsi contro l'evasore senza badare a quello che fa l'amministratore, è grande gioco di prestigio. Mi spiego? È grande gioco di prestigio. Di solito io qui racconto in breve una storiella, perché questa poi fa capire, perché altrimenti fuori di qua ritorna il cortocircuito logico. Ha detto che cosa? Ma come? Ma però l'evasione c'è. Certo che l'evasione c'è. Però il problema è questo, che io ho un gestore che spreca i soldi. Allora, vedete, faccio sempre l'esempio dei due condomini. Condominio Italia, dove le scale sono rotte, sporche, i vetri sono rotti e anche le luci delle scale sono rotte. L'amministratore ti dice, guardi, qui si paga 150 di spese condominiali, siamo in 6 appartamenti, dovrei avere 900 a disposizione, ma purtroppo uno non paga e quindi ho solo 750. Quando visiti invece il condominio tedesco, e le proporzioni sono esatte, precise, mi spiego, vai lì e effettivamente tutti 6 pagano, però pagano 100. E 100 per 600 e 100 per 6 fa 600. Mentre l'amministratore italiano, nonostante l'evasione, ha a disposizione 750 perché fissiate. Tra l'altro io sono convinto che se noi facessimo pagare anche quel signore che non paga le sue spese condominiali, l'amministratore non migliorerebbe le sue prestazioni, ma da questo si capisce che il problema è quello dell'amministrazione, non è quello dell'evasione. Quello dell'evasione è un problema che esiste, ma non è quello. Cioè il nostro amministratore ha più soldi degli altri amministratori, ma li spreca e ti racconta la storiella che è colpa di quello al quinto piano. Non è banale, perché senza capire questa cosa continueranno a raccontarcela, a dire che non ci sono i soldi. Invece i soldi ci sarebbero. Ma qual è il problema vero allora? È che l'amministratore spreca i soldi di tutti. Allora cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe individuare quali sono gli elementi di spreco, perché vedete, quando si parla di sprechi tutti volano via subito veloci e dicono vabbè, sì, c'è anche quello, ma il problema è l'evasione. No, pensate solo questo. Per me è quel cittadino che continua a pensare, mi spiego, perché lì lo indirizzano, perché è più facile odiare il proprio vicino che è la macchina più grande della tua sapendo che guadagna di meno, ma ci vuole coraggio e un po' forza di volontà per non cadere nel trabocchetto, che il problema, anche se tu riuscissi a non recuperare 12 miliardi di cui circa 4 sono tra sanzioni e errori, mi spiego, formali per cui paghi, a me arriva ogni tanto 50 euro da pagare per le azioni da lei possedute della Cassa di Risparmio. Non ce le ho mai avute. Però il mio commercialista continua a dirmi, Beppi, ma pagale, perché se no io te ne prendo 500 per farti ricorso e quindi ogni volta sarà successo anche qualcuno di voi. Bene, in quei 12 miliardi di recupero dell'evasione ci sono le sanzioni, 2-3 miliardi, più tutte queste cose, gli errori formali e anche le cartelle pazze. Allora, qual è il problema? Finisco. Vedete, il problema dell'evasione esiste, ma se io fermo l'amministratore che spreca questi soldi e ne ha più degli altri paesi, in Francia ne hanno di meno. Mi spiego? Pagano qualcosa di meno di interessi sul debito pubblico, ma la differenza è sempre a nostro favore perché loro spendono di più di pubblica amministrazione. Vi ho detto che cos'è il coefficiente familiare e vi ho detto anche che i giovani di 22 paesi su 27 hanno una cosa che è il segreto meglio custodito del mondo. Hanno reddito minimo garantito. C'è solo l'Italia, la Grecia, la Bulgaria, Cipro e l'Ungheria che non ce l'hanno. Tutti gli altri, i giovani, prendono 500-600 euro, la Slovenia di meno, 500-600 euro di reddito minimo garantito, reddito per il fatto di essere giovani, di abitare in quel paese. Se convivono ne prendono anche di più e in qualche paese danno anche i soldi per il gasolio in inverno. Mentre in Italia noi paghiamo di più, non abbiamo le infrastrutture, non abbiamo questo, non abbiamo il coefficiente familiare, non abbiamo il reddito minimo garantito ai giovani ed è tutto colpa dell'evasore? L'evasore va punito, ma fino a che noi
non fermeremo questo amministratore che spreca i nostri soldi, e casomai la prossima puntata vi racconterò dove finiscono, finché noi non lo fermeremo questo Paese non avrà futuro. Grazie.